per costruire le launetas su domini di questa canna in sadro canni sono in nostri settori di Nausaici. Questa è una delle cose probabili che non vedo, manco bella, perché è troppo fresca da noi. Yes. Per questa canna deve essere secata, possibilmente che sia cavore cera. Diceva che queste qua, questo tipo di canna ancora non è matura. No, non è pronta. Quando rossiccia così. Infatti questa prima di tagliarla tu l'avresti presa e l'avresti fatto così, avrebbe flettuto in un modo incredibile. Invece la canna pronta è difficile che si presti a... Perché è più già secca, più asciutta. Certo, è già color rosa. Le taglio a dicembre e gennaio. E molti gennaio e febbraio, che a febbraio la canna sta già germogliando e mi è andata sempre bene, quella di dicembre come quella di gennaio. Quindi febbraio siamo già in ritardo. Febbraio non lo voglio vedere. E poi c'è la canna per il posto d'ombo, poi Scapizzina, San Ramonoso, dove si fa lancia, capito? Sì, sì. È pieno, in questa zona è tutto pieno. Una bella cosa. In domo dopo te un carrello da canna, in San Masarda. Laboratorio. Laboratorio, esce. Usavamo il sistema di tagliare sempre le canne dopo le 9 del mattino e fino alle 5, 5 e mezza di sera. C'era un motivo ben preciso per cui si doveva tagliare in queste ore. La canna durante la notte assorbe l'acqua e poi comincia la mattina presto ad espellerle. È il momento in cui anche la canna ha espulso l'acqua e è il momento in cui si deve tagliare. Quando tagliamo le canne, una prova che ci hanno insegnato sempre di farla flettere. Quando la canna flette molto vuol dire che la canna non è ancora pronta. Quando è color oro, così, allora è il momento di tagliarla. Poi si sceglie sempre questa, per esempio una canna che scegliamo per Mancoseda o Mancosa, la distanza del nodo, queste cose qua, è importante secondo il tipo di strumento che costruiamo. Abbiamo bisogno di un nodo più corto o più lungo. Gusta, vero? Ma questo si può fare. Ehi. La brutta merda, molto Costa pocheggio. cosa fai? Sì, vedela. Bella? Perfetta. Capezzoni che chianti sa caula. Questo è bello. Non guarda sa causa noi. In Noi noi. su? No, in noi no. In noi. Ehi. Capezzoni che chianti sa caula. Questo è bellissimo. Bella mera. Se no bisogna là, questo volta là, sa strada parecchia volta da me. Bella. E noi si dica questa misura e si fa di insomma cosa manna. Però bisogna stare attenti. Il strumento deve fare, deve essere un punti organo in sol, in fa, in si bemolle, in re, perché ogni strumento i buchi tento a distanza diversa da tutti. Non è che devo o lo fare in si bemolle poi in sol, no? In sol, sa distanza dai buchi deve essere in sol, no? O in la, o in fa, o in si bemolle. Per quanto riguarda il taglio delle canne, io, lui o qualcun altro abbiamo sperimentato anche di tagliarle fuori sempre sotto luna piena, logicamente, gennaio e febbraio sono i mesi più indicati, però è capitato che ho tagliato canne in periodi diversi
la maggior parte sono diventate, sono atrofizzate, non rendevano. No. Invece queste tagliate sotto luna piena, questo vuol dire che gli antichi ci hanno insegnato questo, vuol dire che hanno sperimentato, provato, riprovato, che il periodo migliore per poter tagliare le canne è sotto luna piena, non il primo giorno e non l'ultimo giorno. Queste sono cose importanti che io ho seguito sempre queste, mi sono trovato sempre molto bene. È giusto. E raramente troviamo canne che si atrofizzano, che diventano autizzasa, diciamo in sardo. Siamo castiendi. E gusta, tu non c'è. Aiuto di vedere questa canna. Gusta, cazzo gusta. No, questo è un gruzzo. Troppo non crucis, vero? Troppo. Vabbè. No, Da domani stesso o da stasera 5. possibilmente, perché canto Rodriguez in carrera e bei usasti. Vedi, in carriera subito. Intanto ti fai un po' di digitazione neanche uno strumento ce l'hai. È suito, no. Ma su Sweet come funziona? No. Allora devi venire a casa, ti torna. Ma cos'è? Che già di Così inizi. E come si fa esercizio? Quindi andate. Su colori blu, su bello, sti candesta di questo colore. Vedi questo. Questo è ideale. Vedete che noi di volte che fa il massimo, una cosa, vedete che è troppo un cruzzo. Io devo rubare, devo dire la verità, perché sono gelosi delle cose. Vedi, qui puoi tagliare. Ho detto prima che Beh, questo è il massimo di volte sfruttare questo. Pago cosa. Vedete che canto per si ci alza e per su cruzzo su. A volte capita adesso la canna hanno un cruzzo su un bascio e hanno un lungo su un suso, oppure viceversa. Queste sono canne rare, le altre le trovi dappertutto, cioè non c'è, certe sono migliori, certe sono peggiori, ma in tutti i paesi le trovi, cioè la canna comune. migliori per quanto riguarda Mancosa e Mancosetta. Sudumbo invece un po' dappertutto si può trovare. A San Luis vengono da varie parti, dalle parti di San Vito, anche dalle parti del Sassarese mi è capitato di incontrare gente che per quanto riguarda Mancosa e Mancosetta. Il problema nostro della zona del Campidano sono le ance. Ecco, dalle nostre parti a San Luri c'era qualcosa così, poi hanno questo maledetto vizio di tagliare, bruciare e poi diserbare. Stanno distruggendo tutto quanto. Noi dobbiamo fare qualcosa perché questi cannetti, queste cose che non vengano toccati, puliscono per esempio i corsi d'acqua, il Sarriuso. Non c'è bisogno di allargarsi di 20 metri da una parte e 20 metri dall'altra, dove ci sono i cannetti. Pulisci il canale e poi l'altro lo lasci. certo. Visto che a San Luri ci sono canne per Mancose e Mancosetta, invece in questa zona ci sono canne per ance. Sì. Molte. Ecco, bella Molte. questa domanda. Quello è una cosa molto positiva. Sì. Ma sempre qui in questa zona? Oppure... No, bisogna andare verso Albagiara, tornare verso Figu. Ah, ok, dove siamo arrivati noi. Ma Sì. non è lo stesso tipo di canna? No. No. Diversa. Canna dove fanno Sudumbo, vedevo, Si va a le ance. Per noi le ance è un problema. Noi ci siamo spostati, abbiamo fatto centinaia di chilometri per cercare un posto. Esposti al sole, conta che siano esposti al sole le canne oppure? Beh, secondo me sì, perché danno quel colore e il colore vuol dire che hanno anche una certa consistenza, una stessa resistenza. Conta anche il vento, Sì. Se è esposta troppo al vento ne usufruisce la... Invece Poi anche l'acqua. Va male per la Se la canna, insomma, è un ristagno d'acqua, Non fai. la canna pure non pesa bella.
come sta dicendo lei, il suo sobe, Franco, niente lei, Francesco, niente lei. però chi non dà d'acqua è ancora meglio. Ma La canna, il problema della crescita delle canne è anche un problema di terreno, perché ci sono terreni che non piove, però conservano quell'umidità che la notte ci manda e le canne approfittano di questa umidità per poter crescere bene. E quello è importante. Il terreno, a mio parere di gente più anziana, gente che è il terreno che è importante per questo. qui veniva il Fisio Mellis da Villapuzzo, Luigi Lai e anche altri. Sull'altopiano della Giara lì c'è una piccola cascata che è questa. Noi siamo rauso, Sagora da Stradagiolo. Ma era pieno fino a metà costone da questa garnisone. Poi anzi diminuivo, anzi sì, piegavo tutto, che noi dovremmo andare a trigo a fare sul costone della Giara, era pulitissimo. Poi non fate dove sai, perché lentischio è pieno e non si può neanche passare qui. Può andare a Può andare con questa canna, con questa è canna. tutta coperta da questa Ma è modizia. canisone este. Canisone, prego. Ma vuol dire una meraviglia, una meraviglia. Dio sei contento di essere venuto in noi, che è una zona bella, insomma, da questa zona tutto, è proprio bella che da Neuso, ho gustoso canna, canisone, capito? È una cosa, insomma, mi piace. Nel mio piccolo, la Panabanese, in Scenzio si insegna la costruzione, come ti sagai questa canna. E qualche notte ci può suonare pure, c'è una piccola pastorella. Perché che no, che se usa bene, insomma, in questa zona, non ne trovi né picciocchetti né altra gente, perché non mi tocca. Capito? E quindi mi dispiace pure. Allora, innanzitutto, cioè, fare delle giornate così, in momenti particolari come questa appunto della luna piena, dove si taglia la canna, adesso siamo in febbraio, però giustamente prima si inizia, gennaio e meglio è. Però fare della formazione, far venire le persone, far vedere qual è la canna, qual è il cannetto, è una cosa fondamentale, perché è un modo di tramandare i nostri saperi, specialmente degli esperti come può essere il signor Innocenzo. Ho scelto questo posto e ho scelto perché? Perché ho conosciuto il signor Innocenzo e mi faceva piacere valorizzarlo, perché è giusto che sia così, perché lui ha impiegato anche lui una vita diciamo nella ricerca, nella passione, nel suonare, nel conoscere gli strumenti, ed è giusto che si sia valorizzato il posto e anche la persona. Allora, prima di tutto grazie a voi per la considerazione, per questa bellissima organizzazione. È sempre un piacere parlare delle Launidas, soprattutto per noi che le viviamo tutti i giorni. È importante questa manifestazione, questa organizzazione è una cosa molto molto importante, perché è una cosa che dobbiamo tramandare, perché dobbiamo riuscire a far capire non solo agli adulti, ma soprattutto ai ragazzi, che questa è una tradizione, le Launidas d'altronde per la Sardegna, è l'immagine musicale importante tramandata in tutto il mondo. Ecco perché è importante anche trasmettere queste cose come il taglio delle canne, la conoscenza delle Launidas. Dobbiamo per forza far capire queste cose qua, tutti quanti, perché se noi molliamo di non spiegare, di non sensibilizzare, tramite questo che voi avete organizzato è una cosa di un'importanza veramente bella, perché è quello che tramanda le nostre tradizioni.
Perciò voglio dire, le Launeddas vivranno finché ci saranno persone come voi che hanno organizzato questa manifestazione e persone come tante persone come noi, costruttori, suonatori, che tramandano questa tradizione. Siccome io sono un autodidatta, di conseguenza ho incominciato nel 1971 dietro un suggerimento o una sfida sul Sadro di zia Chino Gongia che diede un strumento a Pietiniao sprova del gruppo folcloristico, che si è posto su questa mesa questo strumento ed è appena che siamo entrati là il suono delle canne e ti stavo lì che è un strumento che suona da un macchino malocci pure in nostri duri e io sono eccetera vediamo lì più no fadendito e in cui sono crasi mi sono posto accanto a traballare deserto dopo su frate e mamma per via da un cannizone stiamo andando poi abbiamo preso 4 canne seccate dei cannizoni e mi sono posto fatto su strumento logicamente senza nessuno scelta di gioco perché non teniamo né misure né nulla abbiamo fatto tanti po' di fai a sua casa ce la portavo questo è una bella no e se io che bello no già che non feci che non l'ha mai fatto no finché una cosa troppo fatta bene pure perché mi ha fatto praticamente scomplimento che ho fatto bene con questa costruzione poi per quanto riguarda lo strumento vero e proprio, con gli anni, piano piano, copiando vero strumento, allora sono riuscito a affinare la tecnica di costruzione e ascoltando le note bene, e rifacendo, sbagliando, ma sempre cercando di migliorare, perché sì, su strumento bello, a forza di dover traballare sbagliando, perché chi non sbaglia non impara. Buongiorno a tutti, allora devo dire che è stata una bellissima esperienza con gente molto esperta, io non ho molte conoscenze in materia, comunque mi piacerebbe approfondire l'argomento. Magari possiamo pensare di organizzare in un prossimo futuro un evento per coinvolgere più persone e organizzato meglio, sempre con gente valida che può darci dei validi consigli per riscoprire questa tradizione che si sta perdendo in tutti i paesi della Sardegna.